Ben ritrovati sulla Lana TV, oggi mi trovo con Giacomo Fadda, abbiamo già sentito altri suoi colleghi, oggi è il turno di Giacomo che ha gentilmente accettato il nostro invito, è un grande piacere averti qua, benvenuto. Piacere mio, grazie mille, grazie dell'invito. Grazie a te. Allora Giacomo, per rompere un po' il ghiaccio ti vorrei chiedere di raccontarci come è iniziata la tua carriera, che cosa ti ha spinto a diventare attore, come ti sei approcciato a questo mestiere. Allora, ho iniziato, oddio, mi sento sempre un po' all'inizio, ti dico già questa frase che non è fatta, nel senso che nonostante siano passati un po' d'anni, diciamo, perché io ho cominciato a 18 anni, anche se prima magari ho fatto delle cose amatoriali, appunto, che mi hanno spinto a provare un po' che cosa fosse realmente questo mestiere fuori dalla Sardegna. Ehm, diciamo che ho iniziato appunto a 18 anni quando mi sono trasferito a Roma e ho iniziato a studiare recitazione in un'accademia d'arte drammatica. E poi da lì, diciamo, ho iniziato questo lungo percorso che mi fa sempre sentire un po' all'inizio, ed è questo anche il bello di questo mestiere, perché poi alla fine ogni progetto, che sia teatrale o cinematografico, ti senti sempre un po' di ricominciare, no? Perché bisogna riconquistarsi il ruolo durante i provini. Quindi tutto è cominciato a 18 anni con questa accademia, anche se poi ho continuato a studiare anche attraverso diversi contatti all'estero, a New York della Betson o anche con altri seminari a lungo andare nel percorso come alla Maddalena, con la valigia dell'attore organizzato da Giovanna Gravina. Quindi insomma diciamo che tutto è cominciato così e poi piano piano, parallelamente al percorso di studi, al percorso accademico, ci sono stati i primi provini, i primi ruoli sia a teatro che nel mondo del cinema, piccoli ruoli, poi piano piano dei ruoli un pochettino più presenti nelle serie, fino ad arrivare poi magari a dei progetti un po' più importanti come quello del mostro, appunto, che è uscito l'anno scorso e speriamo poi a lungo andare con altre avventure. Del mostro parleremo bene tra poco. Ehm, Studiando un pochettino la tua biografia per prepararci la nostra conversazione, non sapevo effettivamente che tu avessi fatto la valigia dell'attore alla Maddalena. Che ricordo ti Sì. porti di quel periodo? Innanzitutto mi porto degli amici, perché eravamo un gruppo di 16 attori, se non mi sbaglio, 8 attori e 8 attrici, e ancora ci sono dei colleghi, amici, cioè ancora siamo amici, perché io comunque l'ho fatta nel 2014 con Elio Germano. È stata una bellissima esperienza, cioè il fatto di stare alla Maddalena, poi tutto organizzato da Giovanna, era tutto perfetto, non lo so, era un mix perfetto tra percorso accademico e di studi e anche divertimento, e mettersi un po' alla prova come se fossimo in un set, perché poi abbiamo fatto anche un cortometraggio con Elio Germano per Emergency, quindi è un bellissimo ricordo. Lo rifarei, per dire. Nella tua Anzi, saluto Giovanna Gravina, se magari se dovesse ascoltare questa intervista la saluto calorosamente. Guarda, mi accodo al tuo saluto, Giovanna è una grande professionista che abbiamo alla Maddalena, è Assolutamente. sempre un piacere poter parlare di lei. Giacomo, tu hai all'attivo già diverse esperienze, leggevo dalla tua biografia, hai partecipato al film To Rome with Love di Woody Allen, ho visto Mary Magdalene, Lusu, appunto Il Mostro, 177 giorni. Che esperienze ti porti da questi lavori che sono tutti molto diversi? Eh, sì, ogni esperienza alla fine ha un suo ricordo. Ovviamente all'inizio sono state esperienze un po' più piccole, cioè per dire, hai nominato To Rome with Love, che per me è stata un'esperienza grandiosa, ma io ho fatto soltanto un giorno di riprese, quindi un giorno di prova e un giorno di riprese, ma era con Woody Allen, cioè che per me Woody Allen, non so, avevo questo ricordo di lui mentre faceva la pubblicità della Telecom quando ero piccolo, Sì. e poi invece mi sono ritrovato a lavorare con lui, quindi per me è stato un'esperienza indimenticabile, anche perché è stato il mio primo giorno di set, quindi parliamo di tantissimi anni fa. E, è un ricordo così bello che credo che l'ho rimosso, cioè ho rimosso proprio come ho vissuto quel giorno là. Ma ogni esperienza appunto ha avuto un suo perché, come anche Mary Magdalene, il fatto di condividere il set con Joaquin Phoenix,
è stato qualcosa di indimenticabile, quindi di vedere i grandi professionisti di Hollywood, persone estremamente umane, persone estremamente umili che condividono con degli attori giovani tutto come se fossimo al pari livello, no? Fino ad arrivare al mostro, che ovviamente è stata un'esperienza a livello professionale molto importante, cioè una grande produzione, un ruolo importante, condiviso con degli attori straordinari, perché tutti gli altri per me sono stati molto importanti, e diretti dal grande Stefano Sollima, che per me rimane una persona e un artista grandioso a cui non smetterò mai di dire grazie. È nominato anche 177 giorni, che abbiamo appena terminato le riprese a dicembre, ma questo uscirà quest'autunno, Come che ci riguarda appunto il sequestro di Farooq Assam. sì, 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 sì. Come ci sei arrivato al mostro? Ci sono arrivato con i provini, nel senso che il percorso di un attori è regolato dai provini, quindi è regolato da dei costanti esami, cioè perlomeno io li reputo degli esami, perché appunto ci danno uno straccio attraverso l'agenzia, cioè ci sono i casting director, che sono una figura fondamentale per il cinema, cioè sono le persone che regolano e fanno da filtro e aiutano il regista per la composizione del cast. Quindi, come ci sono arrivato al mostro? Semplicemente all'inizio con una mail che i casting director hanno, le casting director, anzi, che sono Laura Muccino e Sara Casani, hanno inviato al mio agente, alla mia agenzia, e da lì è iniziato il percorso dei provini. Ma appunto nel mostro in particolare io non sapevo che si parlava del mostro di Firenze, non sapevo che si cercava il ruolo di Francesco Vinci, non sapevo niente, sapevo semplicemente che cercavano un ragazzo di origini sarde che si innamora di una ragazza che ha un vissuto particolare in una situazione particolare. E quindi da lì è iniziato tutto il percorso spalleggiato dalle casting director, che sono state fondamentali, e poi da Stefano Sollima. Sono stati tanti provini, numerosi, 6 o 7, adesso non ricordo precisamente la cifra esatta, però per me è stato proprio l'inizio della costruzione del personaggio, perché appunto non sapere la storia, penso che forse è stata una tattica di Stefano per dirigerci già dai provini. Non sapendo la storia io non ho avuto proprio il tempo di intellettualizzare il personaggio, perché intellettualizzare il personaggio è fondamentalmente rovinare la parte umana, quindi io ho conosciuto il personaggio senza sapere che si parlava del mostro, non l'ho giudicato e ho imparato piano piano a comprenderne le qualità emotive ed umane. Quindi è stato un bellissimo percorso quello dei provini. E poi alla fine ho preso il ruolo, quindi è stata una cosa, diciamo, un percorso complesso ma divertente. E come l'hai costruito proprio il personaggio di Francesco Vinci sulla tua persona? Comunque è un personaggio molto aggressivo, molto violento, però anche introspettivo a modo suo, sicuramente anche molto difficile da portare in scena. Vorrei sapere che tipo di lavoro hai fatto su te stesso e sul personaggio per poterlo interpretare al meglio. Ma diciamo che appunto Francesco Vinci, come hai detto tu, è una personalità complessa, nel senso che durante la serie ha due facce distinte, no? C'ha la parte Sì. ovviamente quella più carismatica, buona, specialmente quando frequenta Barbarocci, quindi quando si innamora di Barbarocci, o anche negli anni Ottanta, no? Quando cerca di mantenere la calma nel percorso di investigazione appunto della PM. È vero, è stato complesso, ma appunto, come ho detto prima, il fatto che io durante il percorso dei provini non sapessi che si parlava del mostro mi ha permesso veramente, grazie a Laura Muccino Saracasani e grazie ovviamente a Stefano, di entrare e investigare la qualità umana prima di investigare la qualità del probabile mostro, no? Quindi della persona violenta, della persona aggressiva. Diciamo che la base è stata una cosa, la base della ricerca del personaggio è stata una cosa molto naturale, grazie a loro. Poi dopo ovviamente ho fatto tutto il lavoro di studio, no? Anche della storia, quindi attraverso i libri. Certo. Sul set avevamo a disposizione il mostrologo, tra virgolette, cioè un esperto della storia che si chiama Francesco Capelletti, che ci ha aiutato anche ad avere degli aneddoti dei personaggi, perlomeno per me. E dal punto di vista personale, per me c'è stato anche un lavoro fisico, sia nella parte degli anni 60, quindi imparare a utilizzare la lambretta che io non avevo mai guidato,
anche il rapporto che c'aveva con le mani, essendo un muratore, ma negli anni '80 la postura del corpo, il fatto di avere un look differente, anche quello ha aiutato molto, però è vero, come hai detto tu, è stato difficile, ma questa difficoltà non l'ho vissuta, è stato qualcosa di molto naturale. Per questo devo ringraziare, ma ringraziare nel senso quasi scontato, Stefano Sollima, perché con lui tutto mi è sembrato così tanto fisiologico e naturale, ecco. Molto divertente, al di là ovviamente della complessità e della responsabilità, perché comunque stavamo raccontando una storia dove non dobbiamo dimenticarci, sono morte delle persone, Certo. molto spesso dei giovani, delle persone di 18 anni, non sempre, perché ci sono stati Mhm. dei casi con delle persone più grandi, come l'ultimo omicidio, però erano dei ragazzini. Quindi non dimenticavamo mai la responsabilità che avevamo nel raccontare questa storia con Stefano e con tutti gli altri, perché è stata una macchina gigante, era pieno di figure professionali. Per questo infatti ti chiedo com'era il clima sul set, come l'avete vissuta voi attori e come l'hai vissuta tu in relazione alla storia che stavate raccontando. Ma, diciamo che è stato tutto molto collaborativo perché abbiamo fatto già dall'inizio delle prove tutti insieme, cioè tutte le figure, quindi il trucco, capelli, tutte le maestranze, perché era ovviamente con Stefano. Stefano ha portato con sé le maestranze più importanti del cinema italiano, dal direttore della fotografia al trucco, parrucco, costumi, quindi c'era una grandissima professionalità, grandissima umanità e quando iniziavano le riprese, cioè all'azione, grandissima serietà per la responsabilità di quello che stavamo raccontando, perché appunto il progetto vuole raccontare, non vuole trovare nessun colpevole, anche perché non ci è possibile, diciamo. Quindi dal momento che partiva appunto l'azione di Stefano c'era tanta serietà. Io mi ricordo, se devo raccontare un aneddoto, quando si giravano appunto le scene degli omicidi, ehm, il clima di serietà, il clima proprio di medesimazione era molto alto, anche perché nelle scene degli omicidi si vede il vero protagonista del progetto, che è quest'ombra nera, perché noi possiamo dire il protagonista è Francesco, il protagonista è Salvatore, il protagonista è Giovanni, Barbara, no, il protagonista è quest'ombra nera che non viene trovata, che viene codificata in diversi probabili assassini, ma sempre ombra rimane. Quindi quelli erano i momenti veramente più intensi, anche per gli attori che facevano le vittime, cioè si entrava veramente in un'altra dimensione, ecco, in tutta la serie, ma specialmente in quei momenti estremamente delicati e raccontati con una precisione veramente maniacale, grazie anche a Francesco Capelletti. Beh, è stato veramente un gran bel prodotto il mostro. Ha Sì, portato veramente assolutamente. anche una nuova linfa nel modo di raccontare questa storia che l'abbiamo vista tante volte in televisione, al cinema, ma raccontata in questo modo e come l'avete fatto voi, come l'ha fatto Stefano ovviamente, è stato veramente nuovo, secondo me, molto nuovo. Sì, 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 è stato veramente una nuvola, ehm, ovviamente a livello professionale oso dire, mh, come si può dire, è stato formativo a livello professionale, ma al di là di tutto questo c'era proprio la responsabilità della storia. Era tutto perfetto, era proprio una macchina perfetta, appunto capitanata da Stefano, come hai detto, e anche dalla produttrice Gina Gardini, che era sempre presente sul set, insomma, quindi la probabilità di errore era veramente minima. Assolutamente. Andando, Giacomo, verso la conclusione della nostra piacevolissima chiacchierata, vorrei chiederti, in futuro c'è un ruolo in particolare oppure un artista col quale ti piacerebbe particolarmente collaborare? Sì, però forse non lo dico per scaramanzia. No, ce ne son tanti, ce ne son tantissimi. Ruoli tantissimi, veramente infiniti. Ehm, Spero che ci siano sempre belle storie ben scritte, ecco. Quello che mi auguro è personalmente non tanto la quantità della presenza del ruolo in un progetto, ma proprio la qualità di come è scritto il ruolo, di come si muove nella storia e anche della storia, forse perché appunto reduce dei miei ultimi progetti in cui veramente la qualità
era molto alta. Quello che mi auguro è la qualità più che un ruolo preciso. Poi ovviamente sogno dei ruoli che tengo per me, appunto, a livello scaramantico. E poi per quanto riguarda i registi, ovviamente ci sono dei registi italiani e anche europei che sono estremamente importanti, però anche da quel punto di vista, appunto, dei direttori d'orchestra di qualità. Ecco quello che mi auguro. E noi ti auguriamo assolutamente il meglio, Giacomo, perché Grazie. sei molto talentuoso e te lo meriti. Grazie mille, grazie. Grazie a te per questa piacevolissima intervista, è stato veramente un onore e un piacere. Noi, ripeto, ti auguriamo il Grazie. meglio. Grazie davvero e speriamo di risentirci presto per raccontarci nuovi progetti e nuove cose al quale hai preso parte. È stato veramente molto piacevole. Grazie. Grazie, ci vediamo allora a fine anno per la serie 177 giorni e poi si vedrà. Assolutamente. E quando Grazie vorrai tornare mille. alla Maddalena, siamo qua. Sempre, sempre, organizziamo anche con Giovanna, dai. Assolutamente. Grazie davvero. Grazie, grazie, grazie mille.